Oggi iniziamo a parlare di Daimon, la forza invisibile che ci guida. Ci sono dei momenti in cui abbiamo la sensazione che qualcosa ci stia guidando senza che riusciamo davvero a spiegarlo. Un'intuizione improvvisa, una scelta che sentiamo giusta prima ancora di comprenderne il significato o il motivo. Una sorta di richiamo interiore difficile da tradurre in parole. Oppure al contrario una voce silenziosa che ci trattiene, che ci impedisce di fare qualcosa pur senza darci una spiegazione. Ecco, i greci avevano una parola affascinante per indicare tutto questo e questa parola è daimon. È una parola che col tempo abbiamo completamente trasformato. Oggi demone richiama quasi immediatamente qualcosa di oscuro, di maligno, di infernale. Pensiamo a creature ostili, a presenze negative, a qualcosa che corrompe o trascina verso il male. Ma il greco daimon non aveva originariamente questo significato. La parola deriva probabilmente da una radice, dai, che si collega ai verbi daiomai o dainumi, che rimandano all'idea di distribuire, assegnare, spartire. Quindi il daimon è originariamente ciò che assegna una parte, una sorte, una direzione nella vita degli uomini. E questo è fondamentale. Il daimon non nasce come creatura malvagia, nasce come presenza invisibile. È una forza intermedia tra umano e divino. È qualcosa che accompagna l'esistenza e ne orienta il percorso. Non è ancora un dio nel senso pieno del termine, ma non è neppure qualcosa di puramente interiore o psicologico. Per i greci il mondo era abitato da presenze invisibili che attraversavano continuamente la vita umana. E il daimon era una di queste, una forza che inclina, che suggerisce, che trattiene, che orienta. E quindi è interessantissimo osservare come il significato della parola cambi radicalmente con il passaggio al mondo cristiano. Quando il greco daimon viene tradotto in latino come demon, il termine comincia lentamente a perdere la sua ambivalenza. E quindi, diciamo, nel cristianesimo tutto ciò che si colloca tra uomo e Dio, tra umano e divino, diventa problematico. Non esistono più forze intermedie e neutre. O appartieni alla divinità o ti opponi ad essa. E così il daimon greco si trasforma progressivamente nel demone moderno. Una presenza esclusivamente negativa, legata al male, alla tentazione, alla caduta. È un cambiamento enorme, radicale. Per i greci il daimon poteva tranquillamente essere benefico, ambiguo anche o enigmatico. Per la tradizione successiva il demone diventa quasi soltanto una minaccia. Abbiamo perso quindi in qualche modo l'idea che ci sia questa forza invisibile che ci accompagni, che accompagni l'essere umano, senza essere necessariamente malvagia. Ed è qui che emerge anche una delle figure forse più straordinarie del pensiero antico. Pensiamo a Socrate. Socrate, nello specifico, parla continuamente con il proprio daimon. È una voce interiore che lo accompagna per tutta la vita. Ma la cosa più sorprendente è che questo daimon non gli dice mai che cosa fare, non gli rivela verità segrete, non gli offre quindi potere, ma fa qualcosa di molto più sottile, lo ferma. Socrate, soprattutto nell'Apologia, ci racconta che il suo daimon interviene soprattutto nei momenti in cui sta per compiere qualcosa di sbagliato. È una voce negativa nel senso letterale del termine, non spinge in avanti, ma sicuramente impedisce delle deviazioni. E questo è straordinariamente moderno, perché sembra quasi anticipare l'idea di coscienza, di un'intuizione morale, di quella parte di noi che avverte un pericolo ancora prima che la ragione riesca a formularlo. Ecco, il daimon greco è qualcosa di ancora più ampio forse. Non coincide infatti del tutto con la coscienza moderna, non possiamo definirlo come tale, però non coincide neppure con l'inconscio. È una forza che mette continuamente in discussione l'idea che l'essere umano sia totalmente padrone di se stesso. Ed è forse proprio questo che continua a inquietarci, perché ancora oggi sicuramente facciamo esperienza di qualcosa che non riusciamo del tutto a controllare o a spiegare.
Possiamo chiamarlo istinto, possiamo chiamarlo intuizione, vocazione, desiderio profondo, chiamata. Cambiano i nomi sicuramente, però la sensazione rimane identica, cioè quella di essere attraversati da qualcosa che precede le nostre decisioni razionali. A volte capita persino nelle cose più semplici, incontriamo magari una persona e sentiamo immediatamente di provare fiducia nei suoi confronti o inquietudine, però non ne conosciamo la ragione. Oppure scegliamo una strada che razionalmente sembra sbagliata, ma che continuiamo a percepire come inevitabile. E allora la domanda diventa inevitabile, appunto. Quanto di ciò che siamo dipende davvero dalla nostra volontà? Viviamo in un'epoca che esalta continuamente il controllo, la pianificazione e la razionalità. Ci viene detto che possiamo costruire qualsiasi versione di noi stessi purché ci impegniamo abbastanza. Eppure, sotto questa idea di controllo assoluto, continua ad esistere qualcosa di più difficile da afferrare, qualcosa che ci orienta, che ci spinge, che ci trattiene anche talvolta. E forse è proprio il daimon, il nostro daimon, non necessariamente una voce misteriosa nel senso antico del termine, però quella parte invisibile della nostra esistenza che non si lascia ridurre completamente alla logica o al calcolo. Ed è significativo che i greci non vedessero questa presenza come qualcosa da eliminare. Anzi, oggi noi tendiamo spesso a diffidare di ciò che non controlliamo pienamente. Vogliamo spiegare tutto in maniera razionale, vogliamo rendere ogni scelta trasparente. Però i greci avevano intuito che l'essere umano non è mai completamente leggibile a se stesso e esiste sempre una zona più profonda, magari un margine oscuro, una forza silenziosa che accompagna la vita senza mostrarsi del tutto. E forse maturare non significa cancellarla, forse significa imparare ad ascoltarla senza diventarne schiavi, perché il problema non è avere o non avere un daimon, ma il problema è non accorgersi che ci sta già guidando. Grazie a tutti e ci vediamo al prossimo episodio.